navetta senza mascherina. Basta code agli sportelli. D'ora in poi il cambio di residenza si potrà chiedere online in tutti i comuni d'Italia, un progetto del Ministero dell'Interno e di quello della transizione digitale. Anna Scafuri. 27 ore che si aspetta! Abbiamo pazientato 40 anni, ora basta! Ora è davvero finita l'era delle file agli sportelli degli uffici pubblici. Da computer o smartphone, in un click, si può fare richiesta per il cambio di residenza su tutto il territorio nazionale, da un comune all'altro, oppure tra abitazioni diverse nello stesso comune, o infine per il rimpatrio dall'estero per gli italiani iscritti all'AIRE. Tutte operazioni che si possono effettuare direttamente dal portale dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente. Basta collegarsi ad uno di questi due siti www.anagrafenazionale.interno.it e www.anagrafenazionale.gov.it. Poi si accede all'area riservata con la carta d'identità elettronica o lo SPID o la carta nazionale dei servizi. A questo punto non rimane che compilare online la richiesta e inviarla al comune competente. Si possono archiviare così per sempre le nevrosi da timbri e scartoffie. Salva gli animali vittime di maltrattamenti e se ne prende cura tra le valli di Varese. La storia di Giancarlo e del suo rifugio con Indiani.